Abbiamo un ottimo rapporto con l'opera religiosa e coloro che sono proprietari dell'Istituto di Misurina. Abbiamo fatto di tutto, cose che per altri privati non abbiamo fatto. Incontri con i pediatri e con le università, discussioni in ambito nazionale alla conferenza Stato-Regioni e soprattutto stanziamenti a 6 zeri. Tutto inutile. Il destino dell'Istituto Pio XII di Misurina è oramai segnato. A fine anno la chiusura del centro sarà l'ultimo atto dell'opera diocesana di Parma che del Pio XII è proprietaria. La mobilitazione di un gruppo di 60 mamme, nonostante tutto, va avanti. Certo, il Covid prima, la crisi energetica e il drastico calo di pazienti hanno scavato una voragine nei bilanci dell'Istituto, pur al cospetto di sforzi titanici messi in campo dalla Regione Veneto. Misurina, noi siamo assolutamente per lavorare perché non chiuda, ma per non farla chiudere bisogna destinarla ad altro, perché se si vuole continuare a pensare che la destinazione finale sia quella di riempirlo di bimbi affetti da asma, i genitori e medici non inviano ovviamente i pazienti. Oggi la qualità delle cure per l'asma pediatrica è garantita negli ospedali pediatrici di tutta Italia, ma le terapie sono esclusivamente farmacologiche e nulla hanno a che vedere con i piani garantiti dal Pio XII, che dalla sua all'aria pulita che i piccoli possono respirare in alta quota e la cui qualità della vita migliora a lungo termine. Ovvio che l'aria pulita fa bene ai bimbi malati, però è altrettanto vero che oggi i dati ci dicono che non arrivano bimbi. Voglio ricordare che se l'istituto ha un lignaggio a livello nazionale e internazionale, è altrettanto vero che gli unici eventuali pazienti che arrivavano lì nella stragrande maggioranza erano veneti.